Massimo Gargano, Presidente ANBI, Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni. Perché una conferenza sulle acque irrigue, sull'irrigazione proprio in questo momento? Perché nel momento in cui il Paese è impegnatissimo, riforme istituzionali, sull'economia e sul lavoro, nell'attenzione per tornare a crescere e sviluppare, noi forniamo dentro un modello produttivo possibile, quello che affonda le radici, no, del competere nell'economia globale con i valori dell'identità, della originalità dei territori che producono quei prodotti, dentro un modello di sviluppo che i dati ci sostengono essere, no, l'elemento cardine, quello del Made in Italy, l'elemento cardine su cui affondare appunto questi elementi economici, noi siamo anche in grado di sostenere che è l'acqua l'elemento fondante di questo Made in Italy agroalimentare, di questo paesaggio italiano, di questo ambiente italiano, di questa sicurezza alimentare e territoriale italiana. Acqua quindi da difendere, acqua da difendersi. E su questo la Conferenza Nazionale sulle Acque, un rapidissimo viaggio istituzionale, economico, sociale, etico in Europa sul normativo e sugli investimenti ovviamente, quindi fatto di tantissime concretezze che rappresentano il contributo dei consorzi di bonifica di questo Paese a quella che è appunto l'attenzione del governo di questo Paese. Ma qual è il valore economico dell'irrigazione? Il 70% della produzione agricola è irrigua, 33,4 miliardi di euro nel 2013 è il valore delle esportazioni dell'agroalimentare italiano, più 4,1% rispetto al 2012. Credo che da soli questi numeri, insieme a un dato eclatante, l'84% dell'agroalimentare è irriguo, rappresentano la ragione per la quale noi dobbiamo ragionare, scusatemi la ripetizione, in termini di avere più acqua irrigua, più terreni irrigui, più Made in Italy, più territori in produzione, più occupazione. Irrigazione vuole dire valore economico ma anche valore ambientale. Beh, assolutamente sì, a quelle che ho definito con grande serenità le vestali dell'impronta idrica, le liturgie battutiste e conferenziere basta, noi rispondiamo con una serie di iniziative dove andiamo con risorse comunitarie a lavorare su performance ambientali, quindi in grado di migliorare quelli che sono i valori aggiunti dei territori, no, la proposta di ambiente dei territori andiamo a migliorarle proprio grazie al lavoro delle imprese agricole e delle imprese agricole irrigue. Cosa fare per incrementare l'irrigazione in Italia? Sempre più azioni collettive, rispetto a un bene comune è sempre più importante azioni comuni fatte quindi dai consorzi di bonifica, allontanare per sempre la cultura dei pozzi che non serve né ad innovare né appunto a fare azioni politiche tese al risparmio, bisogna quindi diffondere una cultura e una comunicazione di ciò sia nelle istituzioni che nelle imprese che sono i recettori finali. L'irrigazione sarà certamente uno dei temi centrali anche dell'Expo 2015. Come coniugare aumento dell'irrigazione e risparmio dell'acqua? Ma il Reframe è un esempio chiarissimo, saremo presenti ad Expo e come Paese con grande orgoglio, no, metteremo in campo questa nostra innovazione che consente come obiettivo finale a questo Paese di poter dire con grande orgoglio risparmieremo 500 milioni di metri cubi di acqua e con grande orgoglio dire, con grande concretezza, finora attualmente ne abbiamo risparmiati 100 di milioni e l'abbiamo messi a disposizione del reddito delle imprese agricole, della coesione tra territori e della coesione tra utenze.